Edizione straordinaria quest'anno di Richiami, la rivista parrocchiale di Ribasso. Come mai questa scelta? Quest'anno stiamo festeggiando parecchi anniversari legati alla parrocchia e sono i 60 anni dell'inaugurazione della chiesa, il 1° maggio del 1958, l'apertura al culto, la parte sopra. Inoltre 30 anni fa, il 4 giugno dell'88, c'è stata anche l'inaugurazione del nuovo altare. Poi è stata 10 anni fa l'inaugurazione del nuovo ascensore che dà la possibilità anche alle persone che hanno problemi di disabilità o comunque anziani o altre persone di poter accedere liberamente alla chiesa. C'è un anniversario che riguarda anche la stessa rivista, Richiami. 35 anni fa, esattamente a dicembre dell'83, nasce il primo numero de Il Richiamo, che all'inizio appunto era la rappresentazione un po' dei gruppi parrocchiali. Col tempo poi è diventato proprio l'organo ufficiale della parrocchia di Ri. Che storia ha avuto questa rivista? È stata pensata soprattutto dei gruppi giovanili, era tutto ciclostilato, usciva ogni circa 3 mesi e poi col tempo siamo passati le fotocopie ed è sempre rimasta questa voce aperta a tutti. Con la venuta di Don Mario, parroco, Don Mario Moltedo, questa rivista è diventata la rivista ufficiale, cioè ci sono tutti i contenuti ufficiali della parrocchia e tutti gli avvenimenti. Di questa edizione straordinaria quante copie avete fatto? Ma circa 1000 perché c'è la festa di Nostra Signora della Salute e di conseguenza abbiamo fatto questa coppiata, la possibilità di dare un numero speciale, io direi anche storico, alle famiglie di Ri e chi vorrà per tenerlo in casa. Ecco. Le offerte andranno a chi? Naturalmente sono tutte per la Chiesa.